Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro notiziario delle 12:30 che apriamo purtroppo con una notizia appena giunta in redazione un'ora fa in località Modine. Siamo nel comune di Pocenia, un autotrasportatore in transito si è sentito probabilmente male mentre era alla guida del suo mezzo pesante, è riuscito ad accostare lungo la viabilità, è entrato in un bar sperando che bevendo un caffè oppure un bicchiere d'acqua potesse poi sentirsi meglio, quando improvvisamente di fronte al bancone e di fronte alla clientela del pubblico esercizio si è accasciato a terra. Hanno cercato subito di aiutarlo le persone che in quel momento erano all'interno del locale. Ripeto, siamo a Pocenia, è partita una chiamata al 112, sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dalla Sores. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella per l'uomo. Purtroppo al momento non conosciamo la sua identità, ma si tratta di un autotrasportatore comunque in transito in Friuli. Probabilmente si tratterebbe di un cittadino che risiede fuori dal Friuli Venezia Giulia. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Le operazioni di composizione della salma in camera mortuaria sono in corso proprio in questo momento. E poi una tragedia purtroppo ieri notte a Sedegliano, dove un ragazzo di soli 19 anni, ne avrebbe compiuti 20 il prossimo mese, Gabriele Moletta, ha perso la vita dopo essersi schiantato in maniera autonoma prima contro due auto in sosta e quindi contro il muro della casa. Il papà fa il vigile del fuoco. Avrebbe compiuto 20 anni il 15 novembre prossimo Gabriele Moletta, il giovane di Sedegliano che la scorsa notte ha perso la vita a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto poco dopo le 23 a Gradesca di Sedegliano, lungo via Massimo d'Azeglio all'altezza del Civico 49. Il giovane, al volante di un Alfa Mito di famiglia, proveniva da Codroipo, diretto nel paese di residenza, a casa. Lo ha tradito una curva dove spesso purtroppo si verificano incidenti molto gravi. La vettura ha perso aderenza, forse anche per la pioggia, e la Mito è finita prima contro due auto in sosta per poi schiantarsi contro il muro di una casa. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo, nonostante l'intervento dei sanitari di un'ambulanza che, provenienti da Codroipo, hanno cercato di rianimarlo per oltre 40 minuti. Tutto inutile, il medico ha decretato il decesso e la vettura è stata posta sotto sequestro. Nell'impatto il veicolo ha preso fuoco, ma le fiamme sono state domate subito dai vicini di casa con degli estintori domestici e quindi la messa in sicurezza opera dei vigili del fuoco volontari di Codroipo. Sono stati loro, insieme ai carabinieri della cittadina del Medio Friuli, a informare la famiglia. Nel lutto il papà Renato, vigile del fuoco operativo nel distaccamento di Gemona del Friuli, la mamma, molto conosciuta e stimata in paese, dove a Turrida di Sedegliano gestisce il bar centrale, e il fratello di 24 anni, Mattia, oltre amici e altri parenti. Lutto e dolore in paese, dove la notizia della morte di questo giovane, che da poco aveva cominciato a lavorare dopo aver terminato gli studi, si è diffusa rapidamente, suscitando vasto cordoglio. E prima di parlare della nuova scossa della scorsa notte, ricordiamo che ci sono stati altri due incidenti molto gravi, uno un codice rosso a Polcenigo tra la Santissima e Valle. Nella tarda serata di ieri un uomo di 65 anni versa in gravissime condizioni dopo essere finito con la sua vettura fuori strada dopo un impatto con un mezzo pesante. Invece ad Aiello un uomo di 43 anni e un uomo di 48 anni si sono scontrati sempre nella tarda serata di ieri. Uno in codice giallo grave, non sarebbe in pericolo di vita a seguito di un incidente accaduto ad Aiello del Friuli. E si diceva ieri notte una scossa, si tratta in realtà della quarta scossa, la prima era stata registrata nelle ultime 48 ore, la prima era stata di magnitudo 3.9 localizzata a Zuglio, ne erano seguite altre due di magnitudo inferiore nell'area di Moggio e dopo proprio oggi una scossa nuova di magnitudo 3 intorno alle 5:17, registrata una profondità di 20 km, 19 le stazioni che hanno rilevato il movimento tellurico da parte dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.
E quindi tante le chiamate ai vigili del fuoco per sapere se c'è stato, se c'era qualche problema legato al danneggiamento di cose o persone, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, non ci sono stati danni agli immobili. Le persone si sono svegliate, spaventate, ma la situazione poi è rientrata. E andiamo adesso a Trieste, dove da giorni ormai tiene banco la protesta dei No Pass, dei Novax e anche dei portuali, che ormai però si sono ritirati. Vediamo la situazione questa mattina: alcune decine di manifestanti sono presenti infatti in piazza Unità a Trieste, in un clima comunque di tranquillità. Revocati i cortei e manifestazioni previsti per oggi e domani, molti hanno lasciato questa zona di Trieste. Sono iniziate anche le operazioni di pulizia dalla zona che era stata insozzata con immondizie e bottiglie di vetro, insomma, dei manifestanti. Sentiamo Andrea Pierini che ci aggiorna. Come vedete alle mie spalle la situazione è veramente tranquilla. Oggi avrebbe dovuto essere il grande giorno dei cortei che avrebbero invaso la città di Trieste, erano attese 20.000 persone e poi ieri sera il comitato 15 ottobre ha deciso per la marcia indietro dicendo a tutti: non venite a Trieste, c'è il grandissimo rischio di infiltrazioni di Black Bloc. In realtà i Black Bloc non esistono più, era il movimento nato a Genova in occasione del G8, però facevano riferimento comunque a persone violente che si sarebbero infiltrate dentro il corteo per fondamentalmente attuare devastazione. Quindi l'appello a tutti è stato quello di restare a casa. In questo momento Trieste è una città che si sta risvegliando in un clima abbastanza sereno, la gente va a lavorare, insomma un po' quello che è successo in queste settimane si sta cercando di dimenticare. Si sta procedendo anche alla pulizia della zona sotto il palazzo della giunta regionale, dove di fatto si era creato un bivacco da lunedì scorso, quando era stato sgomberato il varco 4 del molo settimo del porto di Trieste. In questo momento, come detto, lo vedete anche alle mie spalle, la situazione è veramente tranquilla. C'è una persona che sta parlando, che sta raccontando un po' quelli che sono i suoi dubbi sui vaccini, sul Covid, dubbi per usare ovviamente un eufemismo, ma non ci sono segnalazioni di disagi. Era attesa anche una manifestazione non autorizzata questa mattina alle 9, ma di fatto nulla è successo. Vediamo come proseguirà la giornata, è ancora molto presto, ma ripetiamo, al momento il clima è veramente sereno. Rimaniamo a Trieste, ma per parlare di un blitz della Polizia di Stato, della squadra mobile, in particolare in un centro massaggi dove in realtà si praticava attività di meretrice o prostituzione, anche sadomaso. Nei guai la titolare, una cittadina cinese di 47 anni che aveva le sue dipendenze, per così dire anche alcune connazionali. Le loro prestazioni sessuali potevano variare da 50 a 70 euro, le vedete nelle immagini il centro massaggi. Sono stati trovati anche nelle disponibilità della titolare, questa donna di 47 anni, ben 40.000 euro che si ritiene provento dell'attività di meretrice esercitata all'interno di questo centro, di fatto a luci rosse, che poi è stato chiuso. Posto sotto sequestro si trova in viale D'Annunzio a Trieste. E grazie a un contributo erogato dalla Regione, il piccolo centro di Vivaro nel Friuli occidentale, o meglio il polo scolastico, che è un po' la vita di questo paese, potrà essere portato avanti grazie a un finanziamento per la miglioria, la messa in sicurezza delle scuole. Vediamo. Importanti novità per il plesso scolastico, la realtà educativa di Vivaro. Sì, la Regione come ogni anno ci tiene e dà una mano al territorio. Vivaro era al centro, diciamo, della nostra attenzione perché aveva una problematica legata alle scuole elementari e in fase di concertazione nello stanziamento dei fondi che vengono dati ai comuni e agli enti locali appunto per la ristrutturazione in questo caso della scuola e della palestra. Sono stanziamenti
finanziamenti in conto capitale che servono a migliorare le strutture del nostro territorio. E un altro elemento importante fa riferimento alla rivitalizzazione di questi piccoli centri. Senza la scuola, come senza le aziende, come senza le attività produttive appunto, i centri non si mantengono. Noi qui attraverso la Regione siamo riusciti a garantire anche quest'anno i fondi per la formazione della prima classe elementare e credo che questo sia un obiettivo importante, duplice obiettivo, che va sia in termini, come dire, di conto capitale ma anche in termini immediati e di assistenza per le nostre comunità. E la cultura riparte con il 100% delle presenze, pur con rigidi controlli, in particolare per le orchestre, che nonostante il Green Pass devono effettuare tamponi ogni 48 ore a tutti i musicisti sul palco. Ce lo spiegano i filarmonici friulani che al Pallanostre si preparano per i concerti. Sentiamo. Come si riparte in presenza? Ma si riparte sicuramente con la bellezza di vedere finalmente, speriamo, le sale piene al 100%. Ecco. Dal punto di vista del palcoscenico, quindi dal nostro punto di vista, ovviamente siamo tutti soggetti a Green Pass e in più dobbiamo essere tamponati ogni 48 ore perché appunto lavorando a stretto contatto possiamo di nuovo lavorare, ad esempio i violinisti lavorano con un leggio invece che con due come era con le distanze. Ecco, quindi per ovviare a queste cose facciamo un tampone ogni 48 ore, però possiamo lavorare diciamo come nell'era pre-Covid. Ripartiamo finalmente con un'orchestra più numerosa. Noi durante il tempo della pandemia abbiamo continuato a lavorare ma con programmi molto più ridotti, al massimo una ventina di persone. Finalmente siamo di nuovo in 45 sul palco, quindi un'orchestra numerosa, e ripartiamo con un progetto di orchestra in residenza, quindi un progetto che vede l'orchestra stanziata qui al Teatro Pallamostre per una settimana e lavora appunto con questo giovane direttore ma talentuoso e preparatissimo, Ferdinando Sulla, che appunto lavora un programma di autori francesi e fa studiare l'orchestra, quindi non solamente prepariamo un concerto ma è un programma di studio per tutti i musicisti coinvolti. E con queste note si chiude il nostro notiziario, ma rimanete con voi perché tra pochissimo collegamenti e dirette dal territorio del Friuli Venezia Giulia con A voi la linea.